Eccoci. Partire la live. Ok. Allora, aspettiamo che arrivi qualcuno. Ciao Briccolo. Ciao caro. Ciao Marco. Ciao ragazzi. Come state? Ciao Ale. Meno male, meno male. L'importante è quello. Minchia, già 8 persone. Dopo un minuto. Buono, buono. Ciao 120 chicchi di musica. Tutto nella media europea, in che senso? Ciao Bruno, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi. Sì, ho saputo anch'io, vabbè, di Deiola lasciamo perdere. Di Galligara l'ho saputo poco fa io. Mi mancava quella di Galligara. Ciao io rosso-blu, speriamo, speriamo. Non ci credo ma ci spero. Buonasera Sor Stramacci. Un bacione per lei. Ciao Jack Jack, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Cosa mi raccontate di bello? Cosa mi raccontate di bello? Io voglio sapere cose belle. Tra l'altro, scusate un attimo, devo vedere una cosa, proprio al volo, perché ci dovrebbe essere tipo un bot attivo nella chat. Vorrei capire se è attivo o meno. Sì, è attivo perché ha bloccato automaticamente il messaggio di, di Briccolo. No, Madonna, aspettate, regà, aspettate. Devo moderare un attimo il bot perché sennò fa casini. Fa veramente casini. Scusa, Briccolo. No, non ne ho idea. Devo riassettare un attimo i parametri. Ciao Christian. Datemi un attimo, scusate gli inconvenienti. Lo volevo provare anche su YouTube perché effettivamente è molto comodo. Allora, disattiviamo, disattiviamo, disattiviamo. Ok, e questi li lasciamo. Ok. No, niente, Cristian, niente di che. Ok, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Ragazzi, è tornato Deiola, l'uomo che ci farà salvare. Io non lo so, raga, non lo so. Perché? Non ne ho idea, Briccolo, non ne ho idea. Ma lo sai qual è la domanda che mi sono fatto? O meglio che... Buon pomeriggio, Max. Ciao, Marco. No, Marco già l'ho salutato. Eh,
Ha commentato, ho letto, le due domande che tra l'altro ho fatto anche all'admin di Solo Cagliari. Io ho scritto: buongiorno, voglio farti due domande che si rifanno allo stesso argomento e ve le faccio anche a voi, perché io sinceramente non riesco a dare la risposta, quindi se riuscite a darmela voi, io sarei contentissimo. La prima domanda è: se ogni estate diamo via degli Iola in prestito, che cazzo lo richiamiamo a fare ogni cazzo di volta in inverno? Seconda domanda: se ogni inverno richiamiamo degli Iola dal prestito, che cazzo lo diamo a fare in prestito d'estate? Se qualcuno ha una risposta, gentilmente me la dia, per favore, perché non riesco a trovarne una. Io ieri non ho visto la formazione dello Spezia, quindi non so nemmeno se era ormai titolare a Spezia. Eh, però magari ci sta che hanno fatto un po' di turnover, non lo so. Ma non ha minimamente senso. Cioè, se uno fa un ragionamento logico, non ne viene a capo, e forse è proprio per quello che noi lo facciamo, perché è una cosa illogica. Oh, Nightbot fa quello che deve fare, spamma le mie cose. Bravo Nightbot, bravissimo. Ciao Ale, qual buon vento. Ragazzi, guardate quello che scrive Nightbot, perché vi spammerà tutti i link utili che volendo trovate anche in descrizione. Ho capito, Christian, però, cioè, se ok mandarlo in prestito, però non lo puoi richiamare ogni 6 mesi, cioè lascialo in prestito un anno intero, no che tu ogni 6 mesi lo richiami. A Samoa manca ancora l'ufficialità, non, dopo, cioè, non credo le abbia fatte le visite mediche, manca l'ufficialità. Comunque penso che giochi come terzino a Samoa. Assolutamente come terzino Samoa. Non credo come esterno di centrocampo. Eh? Perché servono le riserve che non costano e non pretendono. Ho capito, ma allora non darlo via d'estate, cioè, boh, non lo so. Stiamo cercando un regista. Sì, cioè il nome era Pulgar e io ho tipo un amore viscerale per Pulgar. Però da quello che ho sentito è un po' naufragata la cosa. Asamoah non gioca più da un anno, quello sarà pronto per la prossima stagione. Vabbè, penso che se si ricomincia ad allenare a pieno ritmo, in 2 settimane magari ce la fa non dico con i 90 minuti nelle gambe, però con i 60-70 minuti, sì, dai. Cosa ne pensi di Mandragora? Sinceramente non l'ho mai visto benissimo, nel senso non mi sono mai focalizzato su Mandragora nelle partite che ho guardato, però se non mi sbaglio credo che attualmente sia rotto, o perlomeno era rotto. Boh, Pulgar magari, esatto. Michela, Samoa deve fare le visite mediche, non so se le ha già fatte le visite mediche e manca solo l'ufficialità, cioè credo manchi quello. No, Duncan giocava, Ale, Duncan giocava nella Fiorentina. Non era magari titolarissimo, però giocava. Le ha già fatte. Ok, allora manca solo l'ufficialità. Un asse verso Crotone, mi dispiace veramente, è un talento che Di Francesco non ha sfruttato come si deve. Diciamo che un ass tra qualche problemino fisico, il Covid,
non ha potuto dare il massimo. Mi dispiace perché è un giocatore che ritengo che nel gioco di Di Francesco possa fare la differenza. Se sfruttato bene, secondo me un ass può toglierti grandi soddisfazioni, quindi mi dispiace parecchio. Ogni volta a gennaio si fanno sempre i nomi accostati al Cagliari e poi non viene nessuno alla fine. Beh, però comunque questo come calciomercato invernale è stato molto molto attivo, specialmente in entrata per quanto riguarda il Cagliari. Il nuovo acquisto Calabresi, cosa ne pensate? Io ti dico che a livello umano ho avuto un'impressione fantastica, cioè come persona mi sembra una persona veramente fantastica. Poi bisognerà vedere se riuscirà a trovare spazio. Dall'intervista che ha detto pare che comunque lui possa giocare in qualsiasi ruolo in difesa. Eh, dice di essere molto duttile, però attenzione che molto duttile a me preoccupa un po' come cosa. A me preoccupa. Guardate, vi faccio, c'ho il banner perché poi lunedì sera ci sarà la live qui sul mio canale con tutti gli altri youtuber del Cagliari in cui parleremo di calciomercato e ho già preparato i cosi con gli acquisti e le cessioni. Manca qua giusto a Samoa che deve essere ufficializzato, però io ce l'ho messo comunque. Questi sono gli acquisti, queste sono le cessioni. Caligara non so quale sia la destinazione, poi la metterò. Queste sono le formule con cui sono arrivati i giocatori. E stessa cosa le formule con cui se ne sono andati i giocatori. C'ho già tutto pronto. Pinna, è vero. Pinna all'Ascoli manca, è vero. C'hai ragione. Pinna all'Ascoli, è vero. Pinna di Ascoli. Ok. Allora, intanto mi recupero un po' dei commenti. Almeno rispetto a fare qua un difensore ma non un adattato. Quello sì. Quando prenderemo una prima punta come si deve, ora ci si è messo a fare schifo pure Simeone? Bella domanda. Non lo so, non lo so. Avevo preso Nainggolan, Duncan, Calabresi, De Jong e quasi fatte per la Samoa. Per il momento sei soddisfatto di questo mercato? A livello di nomi, nì. A livello di nomi, nì. Su Pavoletti ho 6 dubbi. Io se fossi in grado di darlo l'avrei ceduto volentieri. Io l'avrei ceduto anni e anni fa. Anni e anni fa. Ciao Music. Sanno che la maggior parte dei giocatori sono forti prima del Cagliari e a Cagliari poi fanno schifo. E appena vanno via tornano ad essere forti. Beh, Roberto, c'è stato un periodo in cui succedeva al contrario, che i giocatori arrivavano a Cagliari e rendevano bene, andavano via da Cagliari e facevano schifo. Vedi Madri, vedi Acquafresca, vedi Geda. Ci sono stati quei giocatori che al Cagliari stavano e giocavano talmente tanto bene che poi quando andavano via non rendevano minimamente come rendevano a Cagliari, anche Foggia, Agostini, Pisano, tutto quel Cagliari. Quando è andato via, una volta che è andato via, ha cominciato a rendere molto molto meno. Eppure a Cagliari erano dei buonissimi giocatori. Adesso invece accade il contrario. Oliva ormai è andato al PAOK. Aspettiamo, aspettiamo. Io aspetto sempre l'ufficialità. L'Uvumbo è un mistero, lo so, l'Uvumbo non... Ripeto, secondo me non credo nemmeno esista l'Uvumbo a sto punto. Paiak al Brescia, aspetto l'ufficialità anche lì. Avessi preferito Sabelli piuttosto che Calabresi?
Dipende per quale ruolo hanno preso Calabresi. Sabelli che è un terzino destro o sinistro? Ce lo porto io a Madrid, ce lo porto io a Cavacecio. Ma un bel Despotov è. Che a me quella partita giocata contro l'Inter mi ha stupito che era riuscito a rimediare pure il rigore. Non mi è dispiaciuto per niente. Però non ci puntano. Terzino destro. Eh, secondo me è indifferente. Cioè Calabresi, Sabelli, cambia poco. Quello che dovrebbero fare sarebbe praticamente il rimpiazzo di Zappa, quindi. Esatto, il rigore sbagliato da Barella. Faragò al Bologna, ma anche lì deve arrivare l'ufficialità. Anche se non riesco a capire perché Calabresi è già arrivato e Faragò ancora deve partire. Sabelli è andato all'Empoli, il che dovrebbe far riflettere. Dovrebbe far decisamente riflettere. Ah, aveva il Covid, ah, ok. Mi ero pure scordato che ce l'aveva. Pensa un po'. Ciao Lotario, dove lavoro io? Pato non sarebbe male, ma costa. Pato troppo fragile. Ah, tra l'altro fatemi mettere in uscita anche un as. Sbaglio sempre. Tanto dei giocatori là in attacco già ce ne abbiamo tanti. Ma tu Gaston Pereira lo terresti o lo daresti via? Beh, per quello che ho visto fino adesso non mi ha dato motivi per farlo rimanere, quindi non saprei perché se devo giudicare quello che ho visto fino adesso, tolto il gol alla Roma, non mi sembra che il Cagliari abbia preso tutto sto giocatore. Però al PSV comunque giocava bene, quindi gli darei un'altra possibilità, perlomeno quest'altra metà di stagione, e poi lì trarrei le conclusioni e deciderei se venderlo o meno. Despotov non vorrei che facesse la fine di Chop. Chop alla fine l'abbiamo sempre girato in prestito da qualche parte, quindi. Al Cagliari mancano difensori esperti, se non hai difesa gli altri segnano. Ciao Miro. Ciao Andrea. Non è tanto un problema di difensori esperti, ma è tanto un problema di difensori che difendono. È quello il problema principale. Perché comunque Godin è un difensore esperto, ma anche lui sta sbagliando tanto. Ma non ce n'è uno in difesa che stia azzeccando qualcosa. Sul Transfer Market c'è ancora in attività Daniele Cacia, 37 anni. Per carità di Dio. Ciao Gabriele, cosa ne pensi del ritorno di Deiola? Che è assolutamente insensato, per come la vedo io. Mi sembra un po' la scena dei Karate Kid, no? Tipo, dai la cera, togli la cera, dai la cera, togli la cera. Dai Deiola, togli Deiola, dai Deiola, togli Deiola.
Non capisco, non capisco veramente. Un mio rimpianto è l'acquisto di Fazio, è il mancato acquisto di Fazio, anche per me, perché secondo me poteva essere molto molto funzionale. Poi avere una coppia di difensori centrali come Fazio e Godin, per carità, poi può essere che facciano più schifo di quelli che ci abbiamo adesso, però secondo me sulla carta sarebbe stata tanta roba. Secondo me è proprio un errore di Francesco come imposta la difesa, troppo alta. Sai che c'è, Marco? Il problema è che non è un problema del mister, perché sono gli stessi errori che vediamo da anni. Succedevano con Rastelli, succedevano con Lopez, succedevano con Maran, succedevano con Zenga e succedono adesso con Di Francesco. Quindi il problema non è del mister, perché se un problema si ripercorre per svariati anni, a prescindere da chi alleni, vuol dire che lì non è cioè il mister non è il problema o di come imposta la difesa il mister. Socrates potevamo provare a prenderlo a zero e andare all'Olympiakos. Vabbè, ci sta. Almeno l'Olympiakos gioca le coppe europee. Faresti uno scambio Cerri-Simi? Assolutamente sì. Il ritorno di Leiola a me puzza di preparazione alla Serie B. Allora tutti gli anni ti dovrebbe puzzare Serie B, perché tanto succede ogni anno. La cosa che dovrebbe far riflettere è la superficialità con cui il Cagliari affronta ogni singola partita. Che ne pensi? Eh, più che superficialità, io vedo un Cagliari che rispetto alla prima parte di stagione in cui avevo visto mentalità, ha incominciato a rendersi. E mi sembra di vedere il Cagliari di Maran. A livello di mentalità l'ho visto retrocesso. Non lo so, non ho nemmeno la presunzione di provare ad indovinare quale sia il problema, perché a me sinceramente poco importa di fare lo Sherlock Holmes, non so qual è il problema, non mi importa saperlo, chi lo deve sapere non sono io, quindi spero solo che lo risolvano, che lo risolvano. Poi se tutto andrà male, ragazzi. Non c'è tanto da girarci intorno. Abbiamo bisogno di una punta vera. Si parla solo di difensori e di centrocampisti, ma poi i gol chi li fa? João Pedro. Perché da 2 anni a questa parte è João Pedro che fa i gol. Ciao Matte. Giovini non ha tentato neanche a riprendere Mancosu. Peccato, era valido. Basta centrocampisti. Anche se Mancosu è un trequartista, però trequartista con Di Francesco cozza veramente tanto, quindi da una parte meglio così. In questi 4 giorni di fine mercato cosa ti aspetti? Mi aspetto di vedere almeno un colpo in attacco, perché bisogna risistemare un po' la situazione, dato che adesso con 3 prime punte non ne facciamo una sana. Quindi magari una delle tre, anzi una delle due, quindi uno tra Pavoletti e Cerri, secondo me andrà via e spero che venga rimpiazzato con una prima punta decente. Cioè io sono... No, lo dico relativamente da poco, però sono mesi che lo penso. Fare uno scambio e prendere Marconi dal Pisa, che ragazzi è un attaccante che con la A maiuscola. Cioè non è che abbia tutte queste qualità tecniche, fisiche, eccetera, ma la palla la butta dentro. Dare magari Cerri al Pisa, che tra l'altro ha anche cambiato proprietà e quindi potrebbe pagargli anche un ingaggio un po' più alto per quello che è la media della Serie B e noi prenderci Marconi. Giulini dovrebbe andare via da Cagliari perché non è una società assente. Giulini dovrebbe andare via da Cagliari soltanto per tutte le cazzate che ha detto fino a quest'anno. Beh, Caligari ho letto che deve andare al Pisa, magari rientra pure Marconi. Lo spero. Lo spero.
Ma sai che c'è Music? Il fatto è che comunque Mancoso è un trequartista principalmente. Con Di Francesco do gioca. E poi ci stanno Joao Pedro e Nainggolan che se devono giocare giocano in quel ruolo. Quindi il Cagliari più di altre realtà sta subendo il fattore tifosi. No, Gappi, qui mi trovo in disaccordo perché il Cagliari più di altre realtà sta giovando del fatto che non ci siano i tifosi. Perché se ci fossero stati, erano cazzi amari per loro. Ma lo sai che c'è, Marco? È che non sempre chi butta i soldi o chi mette una quantità spropositata di soldi nelle squadre poi riesce a rinforzarla veramente. Perché, per esempio, la prima squadra che mi viene in mente è l'Espanyol, che il proprietario è cinese. È andata in Serie B, è retrocessa. Anche se non mi sbaglio, il Malaga, so anni che è retrocessa e non è ancora tornata in Liga. Ci stanno delle squadre che hanno come presidente c'hanno i soldi, però non significa che se tu hai tanti soldi poi vinci qualcosa, capito? Roberto, è quello il senso, serve uno che segni. Gigi Castaldo, Caraccio, cioè ci avranno 40 anni per gamba, ci avranno. Sì, De Jong effettivamente è spawnato così a Seminello così, è spawnato dall'improvviso. Perché? Se vuoi una risposta, guarda al direttore sportivo. Ciao Manuel, tutto a posto te? I sceicchi sono la fine del calcio. Non solo loro, Music, non solo loro. Briccolo, io ripeto, secondo me non esiste l'Umbo. Cioè, sono fermamente convinto che sia tipo un ologramma. In realtà non esista. Qui in Germania dicono i soldi e il possesso palla non vincono le partite. La Germania va un po' in controtendenza perché ha casi come il Lipsia, come l'Hoffenheim, che sono più l'Hoffenheim perché il Lipsia comunque alle spalle c'ha il culo bello parato. L'Hoffenheim già secondo me è una realtà molto 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 più bella delle squadre tedesche. Io nell'Hoffenheim mi ricordo che non mi ricordo. No, Firmino, sì. Firmino stava all'Hoffenheim prima. È una realtà fantastica che con investimenti mirati che non prevedevano per forza cifre astronomiche è riuscito ad andare in Champions. Almeno segnano, e non è detto. Lo so, zitto Lumumbo. Io odio da morire le squadre della Red Bull. Le odio da morire. Da morire. Secondo te alla fine potrebbe arrivare Pulgar come regista? Io lo spero perché ho un amore viscerale per Pulgar. Ho un amore proprio viscerale, lo adoro dai tempi del Bologna. Cherry lo potremo dare al latte dolce. Purtroppo non credo ci vada Cherry, è quello il problema. Anche perché prende un pippo all'anno
1 milione prende. Cioè, spero che gliel'abbiano abbassato, Spero che gliel'abbiano abbassato. Però prende 1 milione. Più o meno siamo su quella cifra. Su Pulgar non è facile. Lo so, Briccolo. Lo so, però qualora venisse io sarei la persona più felice del mondo perché lo adoro proprio. Ma odi le squadre della Red Bull solo perché sono potenti? Le odio perché non hanno tradizione calcistica. Le odio perché eh, non saprei nemmeno come spiegare. Vincono sostanzialmente perché c'hanno i soldi, per carità, c'hanno un modus operandi che è fantastico, specialmente in quello di scovare i giovani, le giovani promesse, però stanno monopolizzando piano piano i campionati, giusto in Brasile hanno fallito e in Africa, però così non è bello. Fanno scomparire squadre che hanno una storia per cagarci sopra sostanzialmente. Quindi, boh. Giulini ha chiesto la Juve Mandragora, ma non è dell'Udinese ormai Mandragora? Pulgar lo vuole anche il Valencia, aia. Soriano del Bologna, tanta roba, ma col cazzo che te lo dà il Bologna. Chi vincerà secondo te la Royal Rumble di quest'anno? Non so nemmeno chi partecipa. Non so nemmeno chi partecipa, me devi credere, Leo. Non ne ho idea. Poi non ho visto nemmeno gli ultimi pay-per-view, mi sono perso su Survivor Series, TLC, me li dovrei recuperare, devo essere sincero. Non so nemmeno come stanno messi in storyline e tutto quanto, quindi non te saprei proprio dire. Sembra abbastanza vicino allo scambio con il Mönchengladbach, Pauletti, Oliva per Embolo, più 3 milioni, ma magari. No, le squadre da Red Bull tolgono identità a realtà che magari sono più piccole ma storiche, quindi ne stanno sul cazzo per quello. Ciao Simone, ti dico solo un nome, Edge. Un'altra volta? Beh, l'anno scorso è stato spettacolare. L'anno scorso è stato spettacolo, i brividi proprio. Prendono squadre sconosciute. No, no, non te sbagliare, squadre sconosciute. Il Salisburgo in Austria ha fatto la storia. L'Austria Salzburg era storia, cazzo. Ci hanno cagato sopra per costruire una squadra di una multinazionale. Ma dai, su. Non esiste più niente di quella squadra perché ci hanno cagato sopra. Nemmeno i colori sociali hanno ripreso. L'Austria Salzburg era lilla, viola. È diventato rosso e bianco perché quelli sono i colori da Red Bull. Cioè, ma no. Shaqiri per Pereiro, mamma mia, magari. Secondo me l'Empoli quante possibilità ha di salire in Serie A nonostante la malgestione dei vantaggi? Guarda, non ti posso dire la malgestione dei vantaggi perché non ho seguito tantissimo la Serie B quest'anno. Però se non mi sbaglio l'Empoli adesso è prima. Mi stupisce come abbia un organico decisamente inferiore rispetto a quello, se non mi sbaglio, di 1 o 2 stagioni fa, ma stia facendo notevolmente meglio. Spero per voi che possiate tornare di nuovo in Serie A, assolutamente. Va bene, Roberto, poi andrò a vedere. Pure te cosa te stavi a chiedere, Marco, che non ho capito a cosa facevi riferimento. Quest'anno l'hanno annunciato, niente sorpresa. Ah, ok. The Fiend è tanta roba. Hanno tirato fuori un personaggio fantastico, veramente spettacolare.
Almeno vai in Champions con la Red Bull anziché rimanere in competizioni minori. Sì, ma io preferisco rimanere in competizioni minori e avere la mia storia piuttosto che andare in Champions con una squadra che sostanzialmente non è quella che io tifavo. Quindi dicono anche un ritorno di The Rock. Beh, mica male. Mica male. Sempre bello rivederlo. Esatto, Ale, esatto. Intanto grazie mille, Leo, che speri che ci salviamo. Cosa pensi dello scambio di Letta Leotta Cerri, che ci guadagniamo in tutto e per tutto? Secondo me il Cittadella è una squadra che merita la Serie A, squadra seria, è una società che sta davvero ogni anno tentando sempre di andarci. Sono un po' sfortunati, ma mi auguro che ce la faccia. E il Cittadella fa le cose con criterio, prende i giovani giusti, tra l'altro hanno dato via un giocatore che io amavo alla follia, che è Settembrini, che adesso sta all'Entella, centrocampista secondo me molto molto sottovalutato. Però c'è da dire che se il Cittadella, qualora dovesse salire in Serie A, mi auguro che non ci rimanga tanto, perché vale lo stesso discorso fatto per il Chievo, società piccole, anche se comunque Cittadella almeno è una serie, è una città, almeno quello. Aspetta, che state a commentare e non gliela faccio a salvare appresso. Secondo il Cagliari fa così. Al secondo, perché prima hai scritto un'altra parte? Ah no. Secondo me che a inizio anno libera uno spazio per provare a prendere un buon giocatore con ruolo di Deiola, poi non riescono a prendere nessuno e lo richiamano. Ma non ne ho idea, Marco, perché fanno così. Il nome Salzburg rimane nel club, che poi è un bel modello. La Red Bull che molti tifosi vorrebbero che li acquistassero la propria squadra. Io non la vorrei mai. Io non vorrei mai una cosa simile. Ma mai nella vita. Piuttosto fallirei e ripartirei dalla Serie D. Non sapevo che ti piacesse il wrestling. Non lo disprezzo. Non ci vado matto, però lo guardo con piacere. Anche Goldberg, mamma mia che palle. Cosa ne pensi di Coda? Ho visto qualche giorno prima che fosse ufficializzato che era Elmas. Avevo visto un suo post, cioè un suo post. Ne parlavano su Instagram che non si sapeva dove andava. E tra l'altro da quelle squadre non era nemmeno stato citato il Cagliari come presunto arrivo. Quindi mi fa strano. Dicono che è forte. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Assolutamente Roberto, tantissimi auguri anche a Pisacane. Il segreto dell'Empoli è Mister Dionisi, non lo metto in dubbio. Io non lo so, perché non lo sto guardando. Il Cittadella ci aveva massacrato 3-0 nei primi anni 2000. Mm, non ricordo. Ciao, buon pomeriggio Andrea. No, non ho Tekken 7, Ale. Roberto, però quella non filtrata, eh. Tra l'altro spero che in Sardegna, sì, in Sardegna, spero che in Germania ci sia l'Icnusa. Vogliamo un Oktoberfest di sole Icnusa. Avere una società Red Bull sarebbe come vincere facile e sappiamo tutti che al tifoso del Cagliari piace soffrire, anche se adesso siamo quasi tutti al limite della pazienza. Esattamente, esattamente il Masu. Le cose facili a me personalmente non piacciono. Ciao Andrea Sanna, un bacione. C'è in Austria l'Icnusa. Speriamo ci sta pure in Germania. Sì, si trova. Meno male, meno male. Un po' come la Barilla, no? Al posto dove c'è Barilla c'è casa, dove c'è Cnusa c'è casa.
Ma quanto si è montato la testa a Barella? Perché? Che ha fatto? Aspettate un attimo, ragazzi, che devo sentire un messaggio vocale. Guarda il video che ha inviato. È impressionante. Scusate, ragazzi. Eccomi. Come stai? Tutto a posto? Te, Andre? Ti piacciono gli autogol? Mi piacevano tantissimo quando facevano le imitazioni di Cassano, Stramaccioni, ti parlo quindi proprio degli inizi. Adesso un po' di meno, però non mi dispiacciono. Andrea Mereola, sentivo è preoccupato per la situazione Cagliari. Penso che più che preoccupato, non è felice. Ecco, mettiamola così. Cioè, spero di riuscire a portarlo in live lunedì, perché lunedì ci sarà la live di fine calciomercato. Quindi spero di riuscire a portarlo lunedì. Però sono alquanto sicuro che probabilmente sarà un po' preoccupato, ma sicuramente non sarà felice. Ma per alcune squadre è l'unico modo per andare in Europa. Io direi che conviene. La vediamo in due modi diversi, Christian. Io sinceramente preferisco avere una storia piuttosto che qualche apparizione in Europa fatta solo perché ha il nome Red Bull nella squadra. Tra l'altro io 2 o 3 annetti fa più o meno, sono stato a Firenze e col treno sono passato per Empoli, però non ho avuto la possibilità di vederla. Mi è mancata. E mi piacerebbe molto vederla a Empoli perché secondo me è molto molto carina. Mi sa proprio di città a misura d'uomo. Perché sembra che quasi si vergogna di essere stata al Cagliari. Ma a me sinceramente non è che mi importi tanto di Barella. Cioè, ormai è un giocatore dell'Inter, non mi interessa quello che fa. Intanto il Genoa ha preso Niang un'altra volta. Un'altra volta Niang al Genoa. Pensiamo a noi, sì, pensiamo a noi. Assolutamente. E vabbè, è così, ragazzi. Mo' vediamo se arriverà l'ufficialità di Asamoah, che non si sa che fine ha fatto. Il buon Quadwo. Ciao Gio, un bacione pure a te. Immagino Empoli una cittadina simile ad Oristano. Non lo so, vediamo Leo cosa dice. Se ci conferma che è una città carina. Beh, giustamente Leo, non avendo mai visto Oristano, non può esserci il metro di paragone. Però, boh, a me Empoli mi ha sempre ispirato da una cittadina molto, molto, molto tranquilla.
in cui si può vivere in pace tranquillamente. Tra l'altro, credo che poi a livello strutturale di stadio il Castellani sia identico al Franchi di Siena. Perché è stato sospeso Andrea? Perché ha scritto di Coddiri. No, vabbè, non c'ho parole. Scusa Andre, non so perché. A proposito, evito di pronunciare quel nome in tedesco perché sembrerei tipo una brutta copia di un SS, tipo. Però vabbè. Però vedi le casualità della vita. Ha detto di Coddiri, ma a te, cioè non è che ha detto chissà che, però la Nightbot si è fatto rodere il culo. Cosa ne pensi di Musacchi alla Lazio? Secondo te giocherà titolare? Molto probabilmente sì, col fatto che Luis Felipe si è infortunato. Empoli è un paesone di 50.000 persone, è carina e tranquilla, infatti i giocatori che passano di qui stanno da Dio e ci hanno preso casa come Caputo e di Natale. Vedi, un po' come Cagliari alla fine. Sì, ma il Franchi di Siena fa cagare. Lo sai che c'è? Io il Franchi di Siena ci sono stato. Ti dà quel senso che possa crollare da un momento all'altro. Ti dà quell'idea di precario da morire. Ma da morire. Comunque sono ancora convinto che faremo un girone di ritorno bestiale, il contrario dell'anno scorso. Credo tanto in Di Francesco, magari ci credo un po' troppo. Io lo spero, il Masu, lo spero. Scusa Andrea, non so cosa farci. Ovviamente te le battute, Giorgio, non ti risparmi. Ti può dire come dire ciao in Sardegna, immagino. Immagino. Lo pronunci benissimo. C'ho, vabbè, un po' di Sardegna nel sangue ce l'ho. Non credo, Christian, non credo proprio. Quale Siena Cagliari andassi a vedere? Siena Cagliari 0-0 del 17 marzo 2013. Cioè dovrei avere il biglietto in camera mia. Ce l'ho in camera mia. Però era un Siena Cagliari finita con 0-0, che tra l'altro il Cagliari stava per vincere gli ultimi minuti con Piniglia. C'era Piniglia che rischiava di fare gol. L'ultimo anno del Siena in A, esatto. E niente, c'era mio cugino che all'epoca abitava in provincia di Siena, quindi sono andato da lui e ho sfruttato l'occasione per andarci quando c'era Siena Cagliari. Tra l'altro mi ricordo che il biglietto in tribuna costava tipo 5 euro, una stronzata disumana. Quali sono stati gli ultimi minuti del gol del Cagliari che ti è rimasto impresso? In che senso, Briccolo? Non ho afferrato benissimo la domanda. Guarda, Giorgio, ti assicuro poi che sarebbe successo veramente perché in quella tribuna che tecnicamente doveva essere riservata ai tifosi senesi, eravamo praticamente quasi tutti cagliaritani. Quindi sarebbe venuto per forza, cioè sarebbe crollato per forza quella parte del stadio. La cosa bella dello stadio di Siena è che dietro la maratona si vede tutta la città. Io non mi ricordo un cazzo, mi ricordo solo che ho visto la partita.
Infatti nel settore ospiti lì a Siena erano in 4 gatti, cioè stavamo tutti nella tribuna del Siena, quella che sostanzialmente era a fronte di telecamera eh, durante cioè quella che si vedeva durante la partita. Buonasera, France. Come struttura è veramente precaria, molto molto precaria. Un po' quel Duce Shop mi manca, a me manca su FIFA. Una vittoria che ti è rimasta impressa negli ultimi minuti. Vabbè, Cagliari-Napoli. Cagliari-Napoli, poi non è una vittoria, però il 2-2 di Sau contro la Roma. La vittoria contro il Napoli, 0-1. Quella col gol De Castro. C'era pure qualche tifoso del Siena, sì, quello sì. Però eravamo praticamente tutti cagliaritani. Esatto, Giorgio, esattamente. C'era qualche senese in mezzo ai tifosi del Cagliari, nonostante quella tribuna fosse per i tifosi del Siena. No, esistono, Simone, esistono. Esistono, esistono. Poi tra l'altro io simpatizzo, ho molta simpatia per le squadre toscane, quindi poi per chi non lo sapesse il Siena è fallito nuovamente, quindi adesso gioca in Serie D, speriamo che torni il prima possibile. Tra l'altro il Siena mo come presidente c'ha tipo un armeno, insomma uno che ha la stessa nazionalità di Mkhitaryan. Che ne pensi di Calabresi? A livello umano mi è piaciuto tantissimo. Mi sembra una persona corretta. Mo staremo a vedere se vedrà il campo. Quello è un altro paio di maniche. Insieme a tifosi, tutte le squadre hanno i tifosi, ragazzi. Cosa ne pensi della nazionale italiana? Gli europei faremo bene? Gli europei giocheranno? Se verranno fatti gli europei? Boh. Stanno a dire che mo li vogliono fare in una nazione sola. Che battutone, Giorgio. Comunque, nazionale italiana, secondo me, nettamente la migliore da tantissimi anni a questa parte. Perché il Cagliari ha la tendenza di comprare giocatori che poi non giocano o vengono ceduti subito? Come ti rispondo? Non saprei nemmeno come risponderti, perché non ne ho idea. Non ne ho veramente idea. Abbiamo sto brutto vizio che non lo so, che poi è pure controproducente perché vedi tipo Seter, tu l'hai pagato quasi 4 milioni. Adesso quello non, cioè se vale mezzo milione è grasso che cola, eh. Non ne ho idea. Non li valorizzi nemmeno. Boh, non ne ho idea. Non ne ho proprio idea. È un po' lo stesso ragionamento che si fa con Deiola. Cioè, te lo ricordi un po'? Assolutamente sì. Però me lo ricordo principalmente su FIFA, perché su FIFA era spettacolare. Era un giocatore fenomenale su FIFA, un po'. Cosa ne pensi di quello che è successo tra Lukaku e Ibra? Che godo che il Milan sia uscito.
perché Ibra mi sta andando veramente sul cazzo. Ciao Argo! Secondo me Di Francesco si gioca la carriera. Se non salva il Cagliari trova la fiducia totale data dalla società, allora vuol dire che non può allenare in Serie A. Boh, non è solo un fatto di Di Francesco, Argo. Perché secondo me se gli viene data una rosa con dei rimpiazzi decenti può fare bene. Può fare molto bene. Poco non era male, più che altro in quella squadra spiccava perché gli altri erano delle seghe. Esattamente. Esattamente. Ciao Candy! Poco gioca alla Al-Wada. Non sta più a Standard Liegi. No, non sta più allo Standard Liegi. Brutto spot per il calcio alla lite tra Ibra e Lukaku. Ibra deve fare sempre il grosso. Un poco ha segnato, se non mi sbaglio, doppietta nel 4-3 contro l'Udinese. L'ultima partita in Serie A del Cagliari, se non mi sbaglio, fece doppietta. La versa contro l'Empoli non me la ricordo. Mi ricordo solo il gol de Vesino, purtroppo. Mamma mia. Maledetta quella partita. Che poi, tra l'altro, non la vidi nemmeno perché all'epoca stavo al 18° della mia ragazza. Quella partita si giocò a marzo 2015, quello lo so per forza. Quel Cagliari-Empoli era un marzo 2015. La fregna, regà. Io mi stavo a scordare, devo mettere formazioni per Fantacalcio. Prima che mi scordo. Ha segnato anche contro la Roma. Non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo minimamente. Ma proprio zero. Strano, perché poi se segni contro la Roma entri automaticamente nel mio cuore. Però un po' Cuca ha segnato contro la Roma, proprio me l'ero scordato. A parte che quante cose mi scordo io. Da morì. Da morire. Ah, mo so scordato perché a Roma stava a vincere 2-0 e noi avevamo fatto il gol dell'1-2. Per quello mo so scordato. Perché era un gol assolutamente inutile. Probabilmente è per quello. Scusate ragazzi, mi è venuto un attimo uno sbadiglio. Mettilo Caputo, va. Mettilo, vai proprio sul sicuro. Ce la combattiamo, ce la combattiamo.
Tra l'altro penso che... Ciao Andrea, alla prossima. Un bacione. Io bestemmio troppo pensando al gol del pareggio di Vesino, ma soprattutto pensando che è stato scartato a tutti i costi per tenere i giocatori che avevamo a centrocampo. Non sarebbe costato una sega. Esattamente. Esattamente. È quello che fa rosicare. Eppure con Festa e panchina la squadra ebbe un'identità di gioco. Anche ormai la stagione era compromessa. Ma è proprio per quello, perché quando arrivò Festa praticamente il Cagliari era già retrocesso, quindi non aveva più nulla da giocarsi, più nulla da rischiare, quindi poteva affrontare ogni partita con il coltello tra i denti. Ecco perché il Cagliari con Festa fece bene, perché secondo me non è perché Festa abbia portato chissà chi al Cagliari, ma semplicemente ormai il Cagliari era retrocesso, quindi era più facile giocare bene. Quando non hai più nulla da rischiare. Tanto scusate, regà, sto a fare un attimo la formazione del Fanta. Allora, io mi ricordo solo la vittoria con l'Udinese, poi le altre non me le ricordo proprio. Il 3-1 non me lo ricordo proprio. Ma zero proprio. Con quella Fiorentina che andava in Europa. Ma zero. Ciao Fabri, un bacione pure a te. Ciao Luca, quest'anno c'è poco da dire e da fare. Serie A o B è comunque una stagione fallimentare. Ma su quello non ci piove perché comunque ricordiamoci che l'anno del centenario e tutto, cioè, vabbè, ormai il centenario è finito, però il 2020 è stato l'anno del centenario. E stiamo continuando a fare schifo. E le parole del presidente suonano con l'eco proprio. Entro il centenario il Cagliari andrà in Europa. Non me ci fate pensare, raga. Non me ci fate pensare. Tra l'altro il computer sta collassando. Non gliela fa gestire il sito del Fantacalcio. Basta che mi fai mettere la formazione, dai. Una l'ho messa, devo metterla pure all'altra. Vorrei ringraziare questo centenario, vedo tanto disagio in squadra. Comunque forse vuole ripartire dalla B, ho questo sospetto. Amen. Cioè, a me poco mi importa la categoria. Non sto lì tanto a guardare quale categoria giochiamo, eccetera, eccetera. Però mi piacerebbe vedere un po' di rispetto, un po' di sincerità. Perché le parole che ha detto a Sky mi sembrano un po' fuffa. Esattamente, esattamente Albe. Il problema di Giulini è sempre stato il fatto di parlare, forse troppo prima. Lo sai che Luca, il problema è anche quello perché nemmeno gli si può recriminare il fatto che non abbia speso, perché lì si andrebbe a finire sul raccontare cazzate. Perché i soldi comunque li ha spesi Giulini.
Esatto. Ma secondo voi davvero Giugno vuole ripartire dalla B? Economicamente sarebbe un danno colossale per il Cagliari. Non tantissimo, perché comunque tu c'hai il paracadute, quindi una 25 di milioni più o meno te li rifai. E con quei 25 milioni ci paghi l'ingaggio di chi vuoi mantenere, sbologni chi non rimarrà, anche se quello che lui dice che tutto il gruppo squadra se retrocede, retrocede. Quindi Nandez giocherà in B, aspetta che ci credo. Cragno che gioca in B, aspetta che ci credo. E vabbè. E con quei 25 milioni te ci paghi l'ingaggio dei senatori che rimarranno, tipo João Pedro, se rimane, e simili, e te vai a prendere giocatori per la categoria. Parla decisamente troppo Fabri. Ce la facciamo a rimanere in Serie A? Non ne ho idea, Candy. Io spero di sì. Io lo spero, però se sarà Serie B, sarà Serie B. Poi cacciamo il DS, se di DS si può parlare. Esattamente. Anche quello è un problema. Anche quello è un problema. Godin. Pure Godin, Rog. Ma secondo voi sono gruppi, cioè sono giocatori che rimarranno in B, regà, dai. Ma lui forse intende che se retrocediamo lo faranno tutti insieme questa stagione, ma è ovvio che non rimangono con noi in B. No, da quello che ha detto lui ha detto che se si retrocede loro rimarranno. Poi è ovvio che se si retrocede tutti insieme. Quello è una causa, non mi stai a dire niente di nuovo. Intanto bloccata trattativa per scambio Dzeko Sanchez, manca accordo su cifre tra Roma e Inter. Con tutto il bene che voglio a Cosso, anche lui ha fatto qualche cazzata nel segnalare alcuni giocatori, Pereiro in primis. Vediamo se in questa metà di stagione farà qualcosa di buono Pereiro. Comunque la colpa è tua, quest'estate hai parlato del Chievo in live, la maledizione clivense, mortacci loro. Può essere, Può essere. Secondo me no, assolutamente, non rimane quasi nessuno di questi che stiamo nominando se dovessimo retrocedere. Ma è ovvio, Peppe, cioè assolutamente ovvio, non mi riesco a immaginare un Cagliari che in B giochi con Godin, Cragno, Rog, Nandez. Dai, ma su. Si vedranno i giocatori che ci tengono alla maglia se si dovrà retrocedere. Anche si capirà chi tiene più la maglia e chi più al conto in banca, quello assolutamente. Tanto fortunatamente noi ci saremo sempre. Perlomeno io ci sarò sempre. Anzi, qui lo dico, ma anche se non c'è in realtà il bisogno di dirlo, però qui lo dico che famo le corna, perché ovviamente speriamo tutti che non succeda, però qualora succeda io ovviamente non è che smetterò di fare i video sul Cagliari perché andremo in B, Cioè, parliamoci chiaro, farò i post partita del Cagliari in Serie B, assolutamente, non mancherò. Nainggolan pure, vabbè, ma Nainggolan più che altro è in prestito secco, quindi lui a prescindere a giugno va via. Assolutamente, farebbe piacere quello, Christian. Conta sempre e solo la maglia, Albe, sempre e solo quella. Il cosiddetto progetto andrebbe a puttane, nel caso esista un progetto. Secondo me la mossa di confermare Di Francesco è atta più a far credere che magari c'è questo progetto, però nella realtà io ho visto veramente poco. Prima della mia dipartita esigo vedere Luvumbo in campo.
Non è possibile Fabri, perché secondo me Luvumbo non esiste. Luvumbo non esiste, secondo me. Però per alcuni è difficile. In che senso difficile, Cri? Wanted Luvumbo, esatto. Luvumbo è una leggenda metropolitana. Secondo me sì, regà. Ma poi stiamo parlando come se fossimo già retrocessi. No, vabbè, è una possibilità. Ricordiamoci che comunque siamo terzultimi attualmente, eh. Quindi non sono discorsi nemmeno da non fare. Io sarei tanto curioso di sapere che cazzo fa al posto di allenarsi. I giocatori, tutti i giocatori intendo, Simo. Lumumba. Lumumbo non ce lo vedo in Serie B, ma Lumumbo non si vede proprio. Non si vede proprio. Tanto Uber che mi manda le mail, ottieni 12 € di sconto sui tuoi primi 3 ordini con Uber Eats. Ma sta pubblicità de merda. La situazione non è rosea, ma per niente, io definirei più un marroncino. E fu così che Lovumbo vinse il pallone d'oro senza mai scendere nemmeno un minuto in campo. Sì, prima ho visto una storia Instagram che ha pubblicato che si vedono i ciabatte, ma vabbè. È difficile che alcuni rimangano in B. Intendo figure che Simeone rimane in B quando ogni tanto dice vorrebbero andare a giocare. Sì, vabbè, si sa che lui vuole andare a giocare all'Atletico, ma per come sta a giocare adesso non gioca nemmeno nell'Atletico B. Ma è ovvio che molti non rimarrebbero. Ma è chiaro e lampante. Eh, Ormai questa storia di Lumba è così bella e speriamo che rimane così e non giochi mai. No, io spero che giochi perché almeno vuol dire che i soldi li abbiamo spesi per un motivo. Perché se no a quanto pare abbiamo speso soldi per un ologramma. Luvumbo ha provocato la lite Lukaku-Ibra. Luvumbo ha creato il mondo in 7 giorni. Comunque oggi c'è Torino-Fiorentina, una partita che ci potrebbe riguardare per la classifica. Bisogna sperare nella Fiorentina. Bisogna sperare nella Fiorentina. Lumbo fa la fine di Anna, ve lo dico io. Almeno Anna ha segnato contro il Torino. Tramoni lo vendiamo al Barcellona. Chi? Matteo o Lisandro? Lisandro che tra l'altro ha fatto l'assist per il gol dei Conti in primavera, eh? Almeno la primavera vince, almeno loro, meno male. Io farei giocare a loro, guarda un po'. Farei giocare tranquillamente la primavera. Bella plusvalenza, Gio. Ci fai 4 milioni, non è che ci fai chissà che. Sono solo 4 milioni e plusvalenza.
No, regà, manca a farla apposta. Cioè, il Cagliari ha appena pubblicato la foto del Wumbo. Non ci voglio credere. No, vabbè, manca a farla apposta. Si sta allenando. No, vabbè, non ci voglio credere. Regà, esiste. Esiste l'Uwumbo. Non ci credo. Esiste. No, vabbè. Ma che mi stanno a sentire questi? No, vabbè, inquietante. No, vabbè, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci credo. No, secondo me questa è vera, Peppe. Secondo me questa è vera. Adesso incomincio a credere in Luvumbo. È più inutile Cerri, Fabri, te l'assicuro. Sì, qua si gioca subito. Gol Luvumbo, chiaro, lampante. Luvumbo segna. Luvumbo segna. Luvumbo faceva merenda con Pacciani, credo. Non penso che Pacciani abbia avuto, cioè, avesse avuto magari tanto piacere nel fare merenda con Luvumbo. Tra l'altro, mo sicuramente mi bloccheranno sto video perché ho detto Pacciani. Sicuramente. Le sue tre gambe saranno utili, esatto. Asamoah è ufficiale? Ancora no. Ancora no. Tra l'altro l'ho preso al Fanta 1, avrò fatto il colpaccio. Vedremo. Vedremo. Lumbo faceva merenda con Barriale. Che paura che mi fa Barriale. Despotov sta a Ludo Gorez, Gabriele. Despotov gioca a Ludo Gorez. Che bellezza. Despotov a me era piaciuto quando l'ho visto giocare, però non capisco perché il Cagliari non punti su di lui. Ormai è una tradizione il ritorno di De Jong, che è brutto pure interrompere, perché è l'unica motivazione per cui il Cagliari faccia tornare De Jong ogni inverno. Lumburi, Sampaio, Cabrera, bel trio. C'è Seppellini pure, aggiungi Seppellini. Scherzi a parte, speriamo bene. Comunque ora dovremmo avere tutti e quattro i Mori, Lumbo, Duncan, Asamoah e Pedro. Sì, più o meno. Anche se Joao Pedro è più mulatto. De Jong è sicuramente meglio di Calicara. Va tra tutti e due. Non è che...
Che poi a uno degli Iola gli viene in mente giusto per il gol nella prima giornata contro il Crotone in Serie B, non è che ci abbia tutto sto coso degli Iola. La gente si ricorda di lui solo per quello e perché torna ogni inverno. Tra l'altro, raga, faremo accendere la play che mo devo giocare al Foot Champions. Infatti altri 10 minuti di live e poi vado. Mobido di Achite, un armadio a 6 ante. È enorme quell'uomo. Lo sai che c'è, Fabri? È che De Iola diventa scarso quando gioca con noi. Perché allo Spezia al Parma non aveva fatto nemmeno male. Non aveva fatto nemmeno male. Pure a Lecce ha addirittura trovato il gol. Ha fatto il primo gol in Serie A Lecce. Intanto se sentite un po' di casino è la play, eh. E vabbè. Sì, contro il Torino. Bel gol infatti ha fatto. Buonasera Gigi. No, ma De Iola in qualsiasi squadra abbia giocato che non era il Cagliari ha giocato bene. A Cagliari per la maggior parte delle volte ha sempre fatto schifo. Quindi non riesco a capire Starcano. O gli pesa troppo giocare con la maglia del Cagliari, o non lo so. Sta reinterpretazione, Simone, è veramente degna di nota. Complimenti. Veramente complimenti. Che poi che era Pessa la canzone, eh? Pato Mexes, Messi Valdes, fuma un po' e dopo gioco a PES. Mancosu non sarebbe così funzionale perché il trequartista tu sostanzialmente te lo sbatti in faccia per gioco di Francesco. PES, immaginavo. Due giorni alla fine dell'SBC di Dybala. Mo attacco la live. Vado a fare sto Foot Champions. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di più. Di Argento 1, sempre fatto Argento 1. Racconta di quello che hai trovato ieri. Niente di eccezionale. Ho trovato il mio primo walkout che è Harry Kane, ma per resto nulla di eclatante. Stream a sta Foot Champions. No. Assolutamente no, Giorgio. Diretta tipo Zoom. Guarda che volendo si possono fare anche qui le live con voi.
vi mando il link, mi contattate o su Telegram o su Instagram in privato, vi giro il link e voi entrate. Io perché non lo chiedo, però se c'è qualcuno che voleva avere il piacere di partecipare, bastava che me lo chiedeva. Sta live, cioè, ormai la chiudo perché sono le 5:30, però per la prossima volta se qualcuno vuole partecipare, basta che me lo chiede senza problemi. Ciao Roberto, alla prossima. Cranio, Samoa, Godin, Cepitelli, Zappa, Rog, Duncan Hernandez, Nengolano, Gio Pedro, Simeone. Con questa squadra all'inizio senza Covid e infortuni avremmo fatto una bella figura. Stiamo parlando di ipotesi però. Io no che ho vergogna. Tutti a vergognasse. Tutti che si vergognano. Poi è tornato Frigo Giannis e giustamente ha detto: ma a me chi mo fa fare gioca bene? Meglio fare schifo. La coerenza prima di tutto. Sì, è quella la cosa bella. Prima propone e poi dice: no, vabbè, ma io no perché mi vergogno. Ma poi vergognate che, scusa? Di cosa ti devi vergognare? Non mi vergogno io, te vergogni te? Dai, su. Fate i seri. Vabbè, raga, dai. Chiudo sta live che mi vado a giocare sto Food Champions. Va. Allora, vi ringrazio. Vi ricordo che domenica ci sarà ovviamente il post partita di Cagliari Sassuolo. Lunedì non ci sarà la live su Twitch, ma ci sarà una live qui su YouTube per parlare della fine del calciomercato, quindi mi raccomando, siateci. In descrizione, la spammate anche Nightbot, però in descrizione potete trovare tutti i link, se Facebook, Instagram, Twitch, Amazon, tutto quanto. Vi mando un bacione. Sempre Forza Cagliari, Lumumbo uscito dal sarcofago e noi ci becchiamo alla prossima live, al prossimo video. Belli, regà.